perché non bucio un cazzo, perché la lampadina che avevo attaccato l'avevo messa lì al centro, no? E per fortuna che sono pesante, mi è caduta, non mi sono neanche accorto. E no, ma secondo me è il camper che ha detto: guarda, pur con malcelata riluttanza io devo contraddire questa tua percezione estetica perché fa da cagare alla Sgarbi. Poi è passato alla fase successiva, un po' dal Filippo D'Averio al Sgarbi, e ha detto: te lo faccio cadere, cioè questo è il camper che parla con me. E allora io ho detto: va bene, mettiamola lì nella porta, adesso non la puoi vedere. Primo perché devo ancora finire di bere il caffè, quindi sono in una fase di rincoglionimento estremo. E poi, boh, non so, vediamo dopo. Sabato, ma 2 ore alla mattina devo lavorare anche quelle accidenti. Ma prima di partire c'era una cosa importante da vedere. Cosa importante da vedere. Ecco qua, tutti i miei bei straffanti nuovi, mega robusti. Poi puoi attaccarci sopra anche un effelante che non cade niente. Qua, boh, devo vedere, perché no, questo qua ci sta male. Devo metterlo da un'altra parte la lucetta. Perché vedi, mi ha sporcato anche tutto. Vedi, tutto qua. Mannaggia la lucetta. E questi qua, la lucetta, vuoi che la mettiamo qua? Potevano fare un gancetto alla lucetta. Metterei qui e che se mi cade va in ciotola di cane pericoloso. No, ma così è anche un po' brutto da vedere. Possiamo metterla qua così, con tanto ordine. Sì, è che adesso ho una mano sola, vado male, però se no guarda, così e via. Eccola là, perfetta. Questo è il mio sedile porta roba. Andiamo? Fammi pensare. Sì, dai, cane, andiamo. Che l'abbiamo fatto? Finita. Vediamo che l'abbiamo fatto. Perché è tempo che ho imprecato, perché si è staccato il piccio qua. 8:11, sì, dai, andiamo. Non ti ho neanche raccontato una delle ultime news. Cosa succede? Dopo alle 11:30 passa uno a vedere la moto. Io spererei tanto, cioè adesso i soldi tra virgolette non mi servono più, però sì, e tu te ne esci dagli a me col cazzo. Però è un pensiero in più avere una moto ferma là. A parte che si svaluta, ma il bollo da pagare sono 140 e passa bomboloni, insomma, voglio dire. Se riesco a fare la retro anche di prima mattina, sono un mostro eccezionale. Allora speriamo, perché sai, per la Smart vedi me l'hanno chiesta 200.000 milioni di miliardi, però me l'ha portata via solo uno, cioè neanche 20-30 persone me l'hanno comprata, me l'ha comprata solo uno. E vediamo che ore sono, per vedere quanto ci metto. 8:16. Camperino devo scaldare. Beh dai, ti sto scaldando in corsa piano piano. Saluti, anzi te guarda, perché è un bel camper del lusso. Beh, dipende da che canone lo guardiamo, insomma. Buona cosa il posto dove sono andato a dormire, che oltre ad avere il parchetto per il cane, panorama, tutto quello che vuoi, c'è 1 chilometro di strada non trafficata, che mi scaldo il camperino alla perfezione, cioè lo lascio acceso un po' da fermo e poi me lo faccio in seconda al minimo per sto tratto. Quante macchine, cazzo, dove andate tutti? Dove andate? Where andate? Ah, dai. Ehi. Faccio le belle stradine. Sì, non so se si vede perché c'è il terzicristallo, ma guarda che belle stradine. Di prima mattina il verde con l'azzurro del canale in parte, i campi, il cielo un po' così. È bello, è cromoterapeutico sta roba. Sì, mi faccio una cromoterapicata così in vena di prima mattina. Buono. Bene, allora dopo, adesso finito il lavoro, dovrebbe passare il tipo a vedere la moto, speriamo, non ti ripacco, speriamo che la prenda più che altro. Poi approfitto, non so che ora, vado allo zio che montiamo perché lui ha la prolunga per il trapano, vado meglio, montiamo quel cestino lì in metallo bianco al posto del portaoggetti della porta, non la porta guidatore, la porta quella dietro per uscire, no? Perché devo fare anche delle placchette di metallo, fare una roba un po' seria, robusta, che se la tocchi non si spezza tutto. Approfitto col compressore, siccome sono stati fatti i lavori, sai, era tutto marcio, è caduto un po' di roba, là, come si dice, segatura, robe varie dietro i sedili, quindi col compressore mi passo tutti gli angoli del camper, do una bella soffiata e via.
Poi se non devo andare via, che sono libero, io direi di approfittare di sta tra virgolette bella giornata di sole, mi faccio anche l'oblò della camera da letto, della mansarda, mi metto un sacco, qualcosa nel piumone che non si sa mai, che non venga giù sporco, lo smonto come quello là della dinette, che ti ricordi, grattata, la cosa, no la trillina, cos'è che gli ho dato? Vabbè, quel solvente di cui non ricordo il nome, no, acido muriatico, era un'altra roba, e dopo la vernizio di bianco. È parcheggiato, sarà un nonno che le andrà a controllare i fossi. I nonni non controllano solo, difatti eccolo là. Allora, da noi come funziona? Lo stereotipo del vecchio che va a guardare i cantieri è roba superata, cioè da noi i nonni sono già a livello pro, da noi i nonni vanno anche a guardare i canali, cioè come lavora la natura, no? Capisci? Quindi ogni lavoro qui è controllato da qualche vecchio supervisore. È 8:23, non è neanche tanto presto, devo iniziare a lavorare alle 9. Il fatto è che una volta arrivato io non posso più parcheggiare lì nei pressi, cioè non voglio, per evitarmi rotture di balle, perché lasciamo perdere, ho già detto. E quindi devo parcheggiare a 1 chilometro di distanza davanti alla stazione dei carabinieri, quindi voglio dire un po' più sicuro sto anche col camper, soprattutto se c'è dentro la EMI, capito? Se no non la lascio assolutamente in questi posti, chissà dove. Ho collaudato l'ombrello, non ti ho fatto vedere l'ombrello, devo farti vedere l'ombrello, ho un ombrello strafigo, devo fartelo vedere aperto, bellissimo, è proprio di qualità, l'ho pagato 20 euro, però buono, cioè tutti gli altri costavano 9-10, questo 20, ma cavolo li vale. Infatti quelli da 9-10 ne ho già cambiati 3, quindi il costo di un ombrello di merda sostanzialmente è di 30 euro, capisci? Cioè 30 euro per quell'arco di periodo che l'ho utilizzato. Questo qua da 20, essendo molto più robusto, proprio come manico, oltre che come telaio, dovrebbe durarmi un bel po' di più, quindi risparmio, no? Sempre il solito discorso. Quando parcheggio in zona al lavoro invece è un po' come, non so se hai visto Scary Movie, no? Che c'è il ragazzo che aveva la roulotte davanti scuola e gli altri dicevano beh sì che non abita neanche tanto distante, era 1 metro e usciva all'ultimo secondo, bellissimo, è rimasta quella scena là. Frena, c'è il camion, no, si passava, dai, vero camper, tu cosa sei, 2,20 m, però gran calma, sì 2,20 m, ma esclusi i specchietti, perché quella volta che dovevo passare sotto un sottopasso stretto sono sceso col mio metro, che ci lascio là il camper, no, sono sceso col mio metro a controllare la larghezza del sottopasso e quella del camper, non sono contati gli specchietti, adesso non mi ricordo quant'era il camper, devo rimisurarlo, specchietti compresi intendo. Invece che ci terrei tanto, casomai oggi, sì oggi che di là dove vado ci sono le scale alte, voglio misurare bene la parte più alta del camper, quindi in teoria il cammino della stufa, no? Così mi faccio i sottopassi in tutta sicurezza, almeno sicurezza psicologica. Dopo se mi distrugge il tetto e le misure erano giuste, significa che il comune che ha messo il cartello sbagliato mi rifà la carrozzeria esterna del camper, però magari liscio, non ruvido, così posso mettergli tutti gli adesivi da far fare in tipografia. È cosa tra virgolette brutta, una pecchetta dell'esterno del mio camper, che è tutto tipo effetto ruvido, però vedo tanti amici che mettono gli adesivi fighi o se li fanno fare dalle tipografie, e da me non si può, cioè non possono attaccarsi. Io ho tutto ruvido, diciamo, no? Tipo sabbiato, per capirci. Che ore sono? Quasi arrivati al parcheggio. 8:33, no dai, va bene, quindi ho messo la sveglia alle 7:30, cioè prima la mettevo alle 8, facevo tempo a fare anche le parole crociate tra virgolette, e vabbè, dai. Anche una zona all'ombra mi sarebbe piaciuta mettere. Allora, caramba, eccola, caramba che sorpresa! È sorpresa di cosa? Di cazzo, l'abitazione è proprio davanti. Spero non rompano i coglions con
che sono un po' sopra il marciapiede, non dovrebbero rompere i coglioni, no? Appena passata la municipale, appena rischiato di prendere sotto una vecchia in carrozzina, ha detto sto anche zitto. Io ho rischiato di stampare la vecchia in carrozzina, questo qua mette una ruota sopra il marciapiede, tra i due